Ben ritrovati cari telespettatori, come sempre noi siamo supportati dallo SPCGL del Veneto, ma in particolare quest'oggi c'è Treviso. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Vigilio Biscaro, segretario generale SPCGL Treviso. Grazie di essere qui con noi, segretario. Buongiorno. E siamo collegati con la dottoressa Annarita Contessotto, ricercatrice SPCGL Treviso. Dottoressa, grazie, ben arrivata. Buongiorno, grazie a voi. Allora, il tema è molto interessante perché parliamo di evasione fiscale con dei dati. Proprio la ricercatrice non è un caso sia qui con noi perché si occupa da tantissimo tempo di attività di supporto, quindi di comprovare quanto sostiene il sindacato del SPCGL nell'area di Treviso che ha 94 comuni, quindi il territorio provinciale di Treviso, e quindi comprovare determinate situazioni. I conti non tornano, ma perché non tornano? Secondo il sindacato c'è un problema di allentamento da parte dei comuni per quel che riguarda la riscossione. Ma che cosa sta in capo, cosa possono fare i comuni nell'ambito della riscossione, cosa non possono fare, quante risorse si possono ricavare, quante invece no? Insomma, per chiarire questa questione, visto che è un paio d'anni che c'è stato di vacancy, no? Come avete definito voi, vediamo di capirlo insieme. Allora, segretario, ci inquadri un po' la situazione e poi entriamo nel merito specifico con la dottoressa che ha dei dati alla mano, insomma ci puoi spiegare meglio. Sì, grazie, ci faremo aiutare con qualche slide, assolutamente così sì. Esemplifica chiaramente la nostra situazione, e vediamo almeno la nel Veneto. Infatti, ecco, il dato che salta all'occhio, ma non da adesso, da tantissimo tempo, è quello che qualsiasi governo ha una difficoltà di utilizzare più risorse per quanto riguarda il sociale, per quanto riguarda l'equità anche degli interventi a favore delle persone. Perché? Perché mancano mediamente 102-110 miliardi all'anno, perché questi sono evasione fiscale. Nel Veneto vedo che c'è... Ecco qua, allora, innanzitutto la fonte CGA di Mestre di aprile 2022. Esatto. E questi sono i dati. Allora, redditi non dichiarati e non tassati in Veneto, vada. 8,6 miliardi, 9 miliardi di euro non sono stati dichiarati oppure non sono stati tassati perché c'è stata l'evasione. Qui in pratica si dice 13 euro ogni 100 sfuggono allo Stato. Ma sfuggono cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato non può far, come posso dire, non può utilizzarli nei, per esempio, bilanci nelle manovre finanziarie di ogni anno. Se mancano questi 100 miliardi a livello nazionale, è chiaro che tutti i ragionamenti che facciamo di utilizzo di risorse per abbassare l'IRPEF, utilizzo delle risorse per aumentare i salari, tanto per capirci, risorse per adeguare correttamente, secondo le norme che ci sono oggi, le pensioni delle italiane e degli italiani. Se sfuggono, perché sfuggono questi miliardi, lo Stato, cioè il governo in carica, deve fare un ragionamento diverso. Vorrei fare questi interventi, ma non posso farli. Bene, però dal punto di vista del sindacato, dal punto di vista della CGIL, bisogna stare molto attenti dal punto di vista politico se determinate scelte vengono fatte, diciamo, tenendo conto di interessi di una parte della popolazione e non o meno degli interessi di un'altra parte della popolazione. Faccio un esempio: se i 21 miliardi della manovra finanziaria in deficit vengono destinati tutti al caro bollette, così certo, sì, sintetizziamo, bene, tutte le altre risorse che dovrebbero interessare gli aiuti alle famiglie, alla scuola, per esempio, ai trasporti, ecco, dove va a trovarle? Quello che noi sosteniamo, dati alla mano, è che
in riferimento, parlo dei pensionati perché potrei parlare di tutti i cittadini, ma parliamo dei pensionati, quello che doveva accadere a gennaio del 2023, cioè una rivalutazione del 7,3%, così come il decreto Giorgetti aveva evidenziato, con la manovra finanziaria abbassano questa perequazione e con quei soldi lì vanno a sanare altri interventi. Ecco, noi dobbiamo partire da un altro presupposto, uno Stato che si reputa, come posso dire, equo nella redistribuzione delle risorse, dovrebbe capire che la Costituzione a un certo punto non è una lettera morta, dovrebbe invece applicarla. Perciò io sostengo che in questa situazione specifica, senza allargare il ragionamento alla guerra, eccetera, senza allargarlo su questo, in questa situazione io, se fossi il governo, direi benissimo, una lotta all'evasione che i sindacati ci chiedono tantissimi anni, le imprese, quelle, come posso dire, corrette, no? Lo inizio a fare. Cioè inizio sul serio a far sì che tutto quell'armamentario di norme che c'è, statali e locali, per vedere dove si annidano questi 110 miliardi circa, e li vado a pescare. Una parte lo deve fare sicuramente lo Stato, una parte la deve fare anche il governo. Ecco, perciò noi da qui non ne usciamo, e comunque uno dei primi provvedimenti che il governo aveva annunciato e poi ha fatto, nella slide dove si parla della flat tax. Ecco, vediamo la slide 2 sulla flat tax, ecco, che ci spiega gli effetti dell'innalzamento a 85.000 euro di reddito per i lavoratori autonomi soggetti alla flat tax al 15%. Sì, qui cosa si dice? Che scelta ha fatto il governo? Di aumentare fino a 85.000 euro di reddito dichiarato la tassa piatta al 15% forfettaria per il lavoro autonomo, per le partite IVA, così ci capiamo, nel Veneto sappiamo benissimo come siamo fatti, no? Questo cozza con la progressività che invece la legge costituzionale ci dice, cosa con la realtà attuale. Le persone che hanno redditi o che hanno pensioni fino a 15.000 euro pagano il 23%, poi salgono al 25%, poi salgono al 35%. Benissimo, un lavoratore, un pensionato che può dichiarare, perché è uno che ha una pensione alta o una retribuzione alta, 85.000 euro. Lui paga il 40% di tasse, non il 15%. Ecco, questa azione qui, questo intervento qui è stato un intervento per me sbagliato. Una questione vera, che è quella dell'abbassamento delle tasse generali, ecco, a livello generale, la partenza di questo governo ha guardato da una parte e non ha guardato ad altri. Però la tassazione, al di là di tutto, per le partite IVA, che poi non tutte, attenzione, sono liberi professionisti, no, ecco, artigiani, che poi qua dice si dichiarerà un reddito inferiore, che magari possono farlo, tantissimi sono giovani che devono stare in partita IVA, monomandatari, e che quindi si trovano a pagare delle tasse sproporzionate, non possono scaricare nulla, perché poi ci sono tanti delle piccole... Io ho parlato con diversi giovani professionisti, perché allora guardiamo anche i giovani, o persone oneste, che veramente arrivano a dire no, non mi vale neanche la pena, cioè è talmente esasperante la situazione di tante tasse che devo pagare che non vale neanche la pena. È brutto che succeda, che in questo paese succeda questo, e noi quindi ci troviamo risorse che vanno via perché non ce la fanno. La tassazione è troppo alta a un certo punto. Appunto. Troppo alta in generale. Però da dove cominciamo? Questo è il ragionamento. Allora, primo, chi ha una partita fiscale IVA, famoso. Chi ha una partita IVA, chi è un libero professionista, quando inizia
questa sua impresa, questo suo lavoro, deve sapere all'inizio, e i commercialisti lo devono dire chiaramente a questi clienti: tu non puoi spendere tutto quello che ricavi, perché una parte la devi mettere via per la tassazione e una parte la devi mettere via per le questioni contributive, diciamo pensionistiche. Se non fai questo, è chiaro che il lavoratore autonomo, il giovane, ha due possibilità, a parte i primi 2 anni dove c'è il 5%, se non ricordo male, perché si dà una mano ai giovani. Loro poi devono decidere: pago le tasse, pago la mia pensione, oppure spendo tutto e alla fine non ho più i soldi per pagare. Benissimo. Qui ci deve essere una presa di coscienza, io dico anche civica, da parte di tutti noi, sia chi già lavora a tempo indeterminato o determinato nelle imprese, sia i pensionati, ma anche i giovani che intraprendono, perché la storia è questa, se una parte della popolazione non può pagare o non vuole pagare i contributi pensionistici e le tasse, i servizi, chi è che li... Ma è obbligatorio, attenzione, qua stiamo parlando di persone, parliamo di persone disoneste, sì. Tanto lo saranno sempre. No, i disonesti, io faccio un appello, no, hai ragione perfettamente, no, io faccio un appello perché un onesto deve versare i suoi contributi e l'onesto paga le tasse, perché che sia il partito, insomma, certo. Non puoi sfuggire, cioè, vabbè, c'è il mercato. Ma questa è anche concorrenza, chiedo esatto. scusa, ma questa è anche concorrenza sleale fra le aziende, Certo, e allora ci sono aziende o liberi professionisti che lavorano con lo Stato, con la pubblica amministrazione, con gli enti locali, lì non sfugge nulla. Esatto, ecco. Ma quando andiamo nel magma del privato, ecco, qui invece ci sono tante cose da dire, ecco. E non a caso succedono a volte dei fatti molto spiacevoli. Ci sono aziende che chiudono perché non hanno pagato nulla. Infatti, questa è un'altra cosa brutta. Allora, torniamo su questi temi, sì. Perché abbiamo la pubblicità che incombe, da subito la parola. C'è anche il discorso del costo della tregua fiscale, perché poi questa è un'altra cosa su cui voi puntate, che poi do la parola anche alla dottoressa. Allora, pubblicità pochi secondi, così dopo abbiamo tempo di parlare anche di altre tematiche. Certo.